Marina Buffoni, ieri l'incontro in prefettura a Venezia sull'emergenza profughi, si è parlato dell'operazione Mare Nostrum e appunto sono stati stanziati 35 euro a profugo pare, ma insomma di cosa si è parlato? Beh, ieri sì, questo incontro molto partecipato, tra l'altro sia dai sindaci capoluogo di provincia, ma anche una grande partecipazione dei sindaci dei comuni minori, ma anche dell'ANCE. Come rappresentante del comune di Padova ho sottolineato che la pochezza di risorse che ci sono in questo momento non ci dà la possibilità di accogliere nessun profugo. Ho fatto anche a mente al prefetto che il Comune di Padova sta ancora aspettando dal Ministero degli Interni il finanziamento a quelli che sono gli sportelli CISI che la prefettura ci ha dato con un protocollo insieme alla questura. Quindi il Comune di Padova oggi sta facendo grandi sacrifici per il Ministero degli Interni, però il Ministero ancora non ci ha dato quei finanziamenti che invece pagano i padovani tutt'oggi, e quindi siamo convinti che questa mancanza di risorse non ci dà proprio la possibilità di accogliere alcun profugo in questo momento. Quello dei 35 euro, il Ministero ha posto un bando di gara appunto per assegnare i 35 euro giornalieri a profugo. Questo lo confermo. Ok, partirà anche ci sarà un bando per le cooperative, ma voi vorrete verificare ovviamente le condizioni igienico-sanitarie delle strutture. Ma il problema reale è che il Ministero copre i finanziamenti fino alla fine dell'emergenza. Purtroppo però quando l'emergenza è finita resta tutto a carico del Comune. Noi oggi abbiamo delle emergenze abitative per i nostri connazionali, per i nostri padovani, e non possiamo in questo momento pensare a chi padovano non è.